Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura i nuovi dettagli che arrivano sulla tragedia che si è consumata al largo di Lampedusa su un barcone che trasportava migranti. Una bombola di gas è infatti esplosa sul natante carico di persone diretto sull'isola. Le vittime della tragedia avevano rispettivamente 1 e 2 anni. I 2 piccoli migranti sono deceduti a causa delle gravissime ustioni riportate mentre si trovavano sul barcone su cui viaggiavano 37 migranti. Necessario l'intervento della Capitaneria di Porto che ha trasferito i superstiti verso il molo di Favarolo di Lampedusa. È stata aperta un'inchiesta per far luce sulle cause dell'accaduto. Una donna ha partorito questa mattina nell'ambulanza del 118 a Ficarazzi in provincia di Palermo. Il nascituro si chiama Frederick e fortunatamente gode di ottime condizioni di salute. Sta bene anche la madre Maria Lanno. Ad assistere la donna durante il parto è stata l'equipe medica del 118 composta dalla dottoressa Alessandra Milazzo insieme all'infermiere Pietro Santo Cassata e all'autista Piero Pirrello. Dopo la nascita del piccolo, la neomamma è stata portata nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Passiamo adesso ai dati relativi al Covid in Sicilia. Stando al bollettino giornaliero diramato dal Ministero della Salute, nell'isola rispetto a ieri si registra un incremento di 870 attuali positivi per un totale di 21.974 casi. I nuovi positivi in totale sono 1.408. 3 i decessi, 535 guariti. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Palermo in testa con 355 nuovi casi, seguita da Catania con 307 e da Messina con 221. Sdraiati per terra con le tute rosse sporche di sangue, è così che si è svolto stamani in piazza Politeama a Palermo il flash mob che CGIL, CISL e UIL hanno organizzato per tenere i riflettori accesi sulla strage che solo in Sicilia nei primi 8 mesi di quest'anno ha visto morire sul lavoro ben 44 persone contro i 38 decessi degli stessi mesi di un anno fa. La manifestazione fa parte della settimana di mobilitazione sindacale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che domani a Roma culminerà con una manifestazione nazionale. Ed è tutto per questa edizione, del prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.